E qui siamo nei pressi musicalmente del Paradiso con Johann Sebastian Bach, partita per violino numero 1 in Si minore, eccetera, eccetera. Theo Olof al violino, nasce oggi 5 maggio 1924 a Bonn in Germania, credo addirittura sia ancora in vita, noto per la sua tecnica virtuosistica, la sua musicalità profonda, la sua interpretazione espressiva. Ha lavorato con orchestre di tutto il mondo, con Claudio Abbado, è stato un importante insegnante di violino qui appunto nell'interpretazione della musica bachiana. Detto questo, abbiamo 10 minuti, linee aperte 02 92 94 7222, 10 secondi, dite la vostra sui fatti del giorno, su quel che vi pare, sfogatoio libero 02 92 94 7222 con un unico solo limite, 10 secondi. Un tweet radiofonico a vostra disposizione per chi vuole intervenire, può farlo anche via WhatsApp al 346 6427 756. Troppo giusto il paninaro, approva un nostro ascoltatore e noi per fargli piacere lo rimandiamo il troppo giusto. Chiedo all'ottimo, come sempre, Federico Borsari di là dal non vetro in regia di predisporre tutte le varie clip che ci identificano come Italia, il paese della la terra dei cachi. L'Italia è questa qui perché noi siamo disfattisti naturalmente, non abbiamo il giusto orgoglio nazionale, per fortuna non ce l'avremo mai, grazie a Zeus e a tutte le divinità, perché l'orgoglio nazionale è una roba deleteria, dannosa, pessima. Pensate che in Russia si può vedere di tutto, non è censurato nulla, dice il nostro amico ascoltatore. Troppo giusto, troppo giusto. Capito? Esatto, diceva anche quell'altro, giustamente, sotto un verso di un animale molto simpatico e molto intelligente, tra l'altro. Sentite un po' se riusciamo a predisporlo anche quello lì al volo, perché il troppo giusto si accompagna sempre all'esatto. Questa è la patria del troppo giusto, dell'esatto, capito? Anche capito dovremmo recuperare il famoso Jerry Calà, capito? Esattamente. Esatto, più esatto di così 02 92 94 7222. Il vostro tweet, 10 secondi al massimo per dire la vostra su quel che vi pare. Pronto? Sì, pronto, Fabrizio da Sabbio Chiese. 10 Allora, secondi frase Fabrizio. che uno si può mettere tutti i trucchi che vuole, farsi i capelli più lunghi e gonfiarsi le tette e poi rimane un maschio. È un'opinione, non è una verità, e penso che l'abbiano scritta come un'opinione. Allora se si cominciano a censurare le opinioni andiamo in dittatura. Bene, dittatura è il tweet del nostro amico Fabrizio 02 92 94 7222, tweet libero via radio, esperimento unico, straordinario, crossover, artificial intelligence, chat GPT via radio, siamo all'avanguardia, dite la vostra su quel che vi pare. Intanto c'è un altro, Forza Napoli, scrive un altro ascoltatore, ma non leggo tutto perché altrimenti devo chiamare l'amico avvocato Schembri, l'avvocato penalista. Lite tra PM sul caso Erba. Un tweet tramite il nostro WhatsApp 346 6427 756. Lo sentiamo. Oggi è l'anniversario della morte di Napoleone. Ciao. Ciumbia. E lo ricordiamo come? Ricordandolo. 02 92 94 7222. Pronto? Ah, non c'è nessuno, tutto libero. Qua è un altro tweet radiofonico tramite invece il WhatsApp 346 6427 756. Un commissario europeo, che non mi ricordo il nome, ha detto che i fondi per la pace europei saranno usati per fare proiettili ed esplosivi. Molto interessante. Anche questo è un tweet molto interessante. C'è anche un altro audio tweet, sempre via WhatsApp 346 6427 756. Cambiano i cazzi, ma i culi rimangono sempre gli stessi. Scusate la volgarità. Questo è un tweet di grande eleganza, invece io non sono d'accordo, non è per niente volgare. Stamani andiamo di Celia, ebbene sì, scrive un altro ascoltatore, ebbene sì, rispondo io. Andiamo di Celia, ma voi siete modesti, siete timidi, siete parchi con la A, mi raccomando. 02 92 94 7222. Avete voglia di twittare radiofonicamente o preferite farvi gli affari vostri? C'è chi arriva da più distante di Bergamo e non riesce a fare il pendolare. Ciao Giulio, scrive Paola.
Per me che sto cercando una sistemazione a Milano per la figlia mi sono accorta che costa tantissimo. Anche a Trento non scherzano. Per il prossimo autunno, che ne avrò 2 che iniziano, per me sarà un bel salasso. Chiaro che capisco che sono alti per tutti. C'è chi arriva da più distante di Bergamo e non riesce a fare il pendolare, scrive appunto una nostra ascoltatrice. Per rassegnare gli animi ci vorrebbe l'inno per la pace di Berlusconi, scrive Marco di Agrate. Era l'inno, adesso lo diciamo correttamente, per la candidatura di Berlusconi al premio Nobel per la pace. Era una canzone in effetti immortale che adesso la regia cercherà. L'inno per la canzone per la candidatura di Silvio Berlusconi a premio Nobel per la pace. Era una tizia che la cantava, l'abbiamo trasmessa più volte, era molto bella in effetti. Marila da Caspoggio, piantiamola con la storia dei cambiamenti climatici. Dai tempi dell'alluvione del Polesine, ben rappresentata nei film con Don Camillo degli anni 50, poco sembra cambiato. Si pagano fior di quattrini per la regimentazione dei fiumi, eccetera, ma il risultato non sembra cambiato, nessuna responsabilità tranne quello del tempo, scrive la nostra ascoltatrice. Dario, a chi crede nella scienza ricordo il detto della mia saggia nonna, in punto di morte pochissimi atei. C'è un altro audio tweet al 346 6427 756, poi se l'abbiamo recuperata c'è questo bellissimo pezzo col quale andremo verso la rubrica del sussidiario.net, la canzone per la candidatura di Berlusconi a premio Nobel della pace. Bei tempi quando si era ancora amici di Putin. L'evoluzione sociale non serve al popolo Battiato, se non è preceduta Battiato. da un'evoluzione di pensiero. Questo è Così Battiato. cantava Battiato qualche anno fa. Forse una era bella un po' cagata. profetico. Ciao, buona giornata Giovanni da Bergamo. Mi è, diciamo così, sfuggito un commento che non volevo che si sentisse, ma si è sentito purtroppo. E quindi, per favore, scrive Andrea da Cagliari, ho sentito che vogliono moderare la Lega. Se melonizzate anche la Lega, unico partito di popolo, il partito perderà un sacco di voti. La Lega è votata perché non è incancrenita dall'Unione Europea. Avanti sempre così. E ancora Luciana, la nostra carissima ascoltatrice da Udine, penso sia fondamentale spodestare gli attuali padroni in Unione Europea l'anno prossimo con le prossime elezioni. Argomento libero, ma Napolitano è ancora vivo? Starà a me gioirne o no? Scrive Graziella. Ma noi ci congediamo, io mi faccio 120 km da Como tutti i giorni da 16 anni per andare a lavorare fino a Bellinzona. La studentessa è un po' troppo comoda, anche se il problema esiste. Però, insomma, il problema verrà risolto perché, ve lo ripeto, Beppe Sala, Pier Francesco Maiorino, Ellie Schlein, la rettrice del Politecnico, piantano la loro tenda in piazza Leonardo da Vinci e dormono lì finché non verrà risolto il problema del caro affitti a Milano. Dobbiamo prenderli in parola. Audio tweet, eccoci qua. I francesi hanno ragione che non stiamo facendo bene con i migranti. Anche secondo me. La soluzione è portarli tutte a Ventimiglia oppure mandargli le navi a Marsiglia. Infatti, Ciao, Paolo hai visto da Brescia. che accoglienza che hanno avuto Paolo da Brescia le navi a Marsiglia? Però loro hanno ragione, perché uno dice questa si è presentata dicendo io blocco navale, stoppo tutto. Sia qua a organizzare al meglio l'assistenza e lo sbarco, no? Detto in soldoni. Poi uno può girarla come gli pare, però non è che abbia tutti i torti il ministro dell'interno francese Darmanin. Quelli sono coerenti perlomeno, hanno sempre ributtato tutti in Italia e continuano a farlo, piaccia o non piaccia. Intanto abbiamo un altro audio tweet, adesso ci avete preso gusto con i tweet audio via WhatsApp 346 64 27 756, non riesco a scaricarlo questo qui, non so perché. 2 messaggi eliminati e vediamo l'audio tweet se riusciamo a scaricarlo. Telchi. Bisogna dire ai politici di destra di farsi scrivere dai politici della sinistra quello che possono dire e quello che non possono dire, sia in televisione, sia in aula, sia dappertutto. Così non sbaglieranno mai, così non c'è bisogno di fare nessuna richiesta di dimissioni. Ciao. Esattamente. Altro audio tweet. Ragazzi, facciamoci un brano. No, se sennagot, non si sente niente. Scusate se parlo in lingua madre. Non si sente niente, se sennagot. Se il clima non fosse in continuo cambiamento saremmo ancora invasi dai ghiacci. Per fortuna c'era questa canzone che ci rallegrò. Bella, senti che roba. Premio Nobel per la pace.